Eccoci qua. Allora, siamo sotto la loggia del Lionello, siamo a Udine, abbiamo appena assistito a un concerto molto bello dell'orchestra che ha avuto tanti nomi, ma che di fatto è l'orchestra di Udine, direi. Io sono venuto ad ascoltare tanti miei cari amici, abbiamo fondato questa orchestra qualche anno fa. Quanti anni fa? Questo è Andrea Liani, ve l'ho presentato, io sono Stefano Sciascia, questo è Lucio Leita, non so se lo vedete. Ecco, quanti anni fa l'avevamo fondata questa orchestra? Quasi 10 anni fa è partito questo progetto, addirittura anche prima ecco. È partito questo progetto. Ecco, questo è partito il progetto col sostegno della Regione, e la Regione in persone importanti che non so se è il caso adesso di citare, ma comunque politici di primo piano che sono ancora attivi e che hanno sostenuto questa orchestra in maniera veramente importante, tanto che Udine non ha avuto un'orchestra per tanti anni e da allora l'ha avuta e è andata avanti fino ad adesso l'orchestra non c'è più e questo è il motivo per cui tutti questi professionisti mentre suonavano, io penso che la cosa importante è che si vede che sono dei professionisti, perché la cosa che fa impressione, almeno a me, che sono insegnante di conservatorio, insegno al Conservatorio Tartini, ho fatto questa professione, la faccio da tanti anni, la cosa che più mi fa impressione qual è? È vedere dei professionisti che non hanno più uno spazio dove stare, che oggi hanno suonato qua, ma non è che puoi riunire 10 persone o 20 persone qualsiasi per fare questo, devono essere persone che hanno suonato insieme e che lo sanno fare e che anche senza direttore oggi hanno fatto un bellissimo concerto, tanto che hanno dovuto fare 2 bis e la gente sarebbe stata ancora ad ascoltarli. Mi sto emozionando mentre parlo perché è una cosa che ovviamente avendo fondato insieme a loro vorrei che andasse avanti per sempre. Adesso faccio parlare Andrea che ha appena suonato e quindi io ho finito. Sì, salve, io sono Andrea Liani, sono cornista. Voglio innanzitutto cogliere l'occasione di ringraziare tutto il pubblico che oggi è accorso qua per sostenerci. Noi, come ripeteva il mio collega, dopo 10 anni di lavoro siamo stati praticamente messi in mezzo alla strada così dall'oggi al domani con 1000 difficoltà. Ritengo che chiudere l'orchestra regionale sia stato personalmente un errore, in quanto era il fiore all'occhiello culturale di tutta la regione. Infatti l'orchestra faceva un'attività capillare sul territorio, non solamente per la provincia di Udine ma in tutte le altre province, portava la musica dove è più difficile arrivare e diciamo che anche all'estero e in campo nazionale si stava affermando come una ottima orchestra. E anche in tempi di crisi come questi l'orchestra sinfonica poteva veramente rappresentare una risposta alla crisi. Infatti con dei costi contenuti si riusciva a fare moltissime produzioni di elevata qualità con risorse del territorio, aumentando così il tessuto culturale e l'immagine stessa della regione che aveva appunto fra la popolazione e anche nel resto del territorio nazionale. Noi continueremo le nostre dimostrazioni fatte di musica e di cultura e di entusiasmo, quelle che sono le nostre armi principali. Oggi abbiamo suonato insieme senza direttore, proprio abbiamo fatto anche una prova rapida, questo per dimostrare come la qualità e il livello degli esecutori nel corso degli anni si è cementato ed è aumentato, una compagine professionale pronta ad affrontare qualsiasi repertorio. E purtroppo c'è da notare che anche quest'anno non saremo, che da quest'anno non saremo presenti probabilmente nel cartellone del teatro, e questo è un fatto molto grave. Infatti da quando è stata fondata l'orchestra, se non sbaglio, si è suonato ogni anno per almeno 4 o 5 appuntamenti, quindi anche questo è un segnale molto negativo. Speriamo che dopo ripetuti appelli le istituzioni decidano di avviare un discorso virtuoso, un discorso che riporti la musica di qualità, riporti questi professionisti a poter lavorare dignitosamente e che appunto si possa sperare in un futuro fatto di cultura, fatto di musica, fatto di impegno e di tanto entusiasmo come oggi è stato qua dimostrato. Grazie. Prego. È stata una bellissima giornata, prima di tutto perché il tempo ci ha aiutato e soprattutto la gente, numerosissima come un anno fa,
ci ha aiutato tantissimo, sono stati tutti molto entusiasti, abbiamo fatto 2 bis. Cosa chiedere di più dalla vita? Un lavoro. Grazie.